Tavolo l'8 settembre, apertura della scuola il 12. È un fronte quasi compatto quello dei dirigenti scolastici che ascolta i dati presentati dalla provincia di Padova sui consumi elettrici di riscaldamento dei 64 istituti superiori dislocati nel territorio e risponde no alla settimana corta. Il primo a spiegare le ragioni di questo no è il direttore dell'ufficio scolastico provinciale. In assenza di una dichiarazione di stato di emergenza del governo, alle scuole mancherebbe la fonte normativa per agire. La strada da seguire è quindi quella ordinaria che passa dai consigli di istituto. Il coinvolgimento dei consigli di istituto è necessario, soprattutto anche per valutare l'impatto che certe decisioni possono avere sull'organizzazione anche della vita delle famiglie, che erano noti alcune articolazioni orarie, quindi è difficile modificare in corsa senza avere una normativa di riferimento che obblighi a rivedere certi orari. 400.000 euro di risparmio, un positivo effetto anche per i trasporti scolastici, spiega ai dirigenti la provincia di Padova. Sappiamo che alcune scuole già lo fanno, che probabilmente c'è una differenziazione di cui tener conto tra i licei e gli istituti tecnici, tra chi fa già il pomeriggio e chi non lo fa, che bisogna disporre di trasporti appena gli studenti e le studentesse escono, ma è altrettanto vero che tante volte magari si aspetta l'autobus per un lungo periodo e quello potrebbe essere coperto da un'ulteriore ora di scuola. Insomma, si tratta di ragionare tra portatori di interesse del mondo della scuola. Un discorso più che rinviato, insomma, che trova però anche una parte della scuola favorevole. Al Calvi, storica ragioneria della città, dall'anno scolastico 2023-2024 tutte le classi passeranno alla settimana corta. Beh certo, allora, una volta che una scuola decide o passa ai 5 giorni, anche la didattica deve essere sicuramente rimodulata, anche l'organizzazione oraria, ma anche l'organizzazione delle materie, sia prevedere una parte laboratoriale che è affiancata a quella prettamente teorica. Noi lo stiamo facendo come biennio, partiremo dal prossimo anno per delibera del Consiglio di Istituto come triennio e quindi ci stiamo organizzando, creando un nuovo curriculum. Tutti concordi nella necessità di un risparmio energetico. Molti nei giorni scorsi hanno chiesto iniziative strutturali.